Buongiorno a tutti ragazzi, stavolta ho trovato proprio un argomento proprio strano, anzi veramente se per questo un vero video alquanto misterioso, che poi lascerò in descrizione ragazzi sotto i commenti perché come sapete non è un mio video personale, quindi lo posso solo commentare, quindi diciamo che in questo video ragazzi ci sta una nuvola ragazzi vivente, quindi è stata vista, fotografata e registrata diciamo in Virginia nella città di Newman. Quindi alcune ragazze hanno notato questa nuvola camminare pari pari al marciapiede, però un po' sollevati dal marciapiede, quindi diciamo a tipo 10 centimetri dal suolo, quindi si comportava come una cosa intelligente e fluttuava diciamo in aria, quindi abbastanza in alto sopra il marciapiede, quindi tutti quanti a fare foto, sa, dice che cos'è, si spaventano, quindi esclamazione di tutte le persone, qualcuno la chiama addirittura una nuvola spia. No, Jasmine, non ho trovato nulla, dopo devo ricercare meglio perché non l'ho trovato proprio, tromba d'aria nel Salento, no. In effetti, ragazzi, questa nuvola eh, è davvero, no, no, figurati, è davvero anomala. In effetti sta sopra il marciapiede della strada e cammina come se niente fosse, come una persona vivente, una cosa. E la cosa strana è che tutti quanti dicono di non avvicinarsi e di non toccarla, ma nessuno alla fine nel video lo fa perché mica giustamente la gente. Quindi nel frattempo questa nuvola attraversa la strada lentamente, sorvola le auto parcheggiate, quindi poi mano a mano inizia a salire e quindi a dileguarsi. Quindi un fatto veramente strano, è salita in alto e poi è scomparsa. Quindi diciamo, la nuvola non si allunga, diverge, rimane bella piatta e denso come un batuffolo di cotone che galleggia nell'aria. Quindi come la vera nuvola che vediamo quando prendiamo l'aereo, avete presente? Così, solo che sta diciamo a 10-20 cm dal marciapiede e cammina bella piena piana e poi prende il volo. Quindi qualcuno addirittura ha detto questo è davvero un oggetto travestito da nuvola, non si capisce nulla, in effetti però pare una nuvola, quindi non è un oggetto. Quindi poi mano a mano se ne sale e se ne va, quindi non c'è, sì, dopo metto il video, Jasmine, dopo te lo faccio vedere perché questo video è in russo. I russi in fatto di cose strane stanno meglio di noi che mettono sempre cose strane. Quindi dicono le ragazze, quando siamo tornate abbiamo visto la stessa grande nuvola. Il nonno ha detto che era solo fumo, ma io ho detto che non era fumo ma una nuvola, quindi galleggiava. Abbiamo fatto il video e quindi abbiamo fatto vedere al nonno che era una cosa diciamo davvero strana. Anche il nonno poi si è dovuto ricredere, si pensava che fosse le ragazze, ha detto era una cosa di fumo che se n'è andata, invece no, quella camminava come se fosse una. C'è scritto vivente perché quando vedete il video ragazzi voi vedete che questa cammina bella tranquilla tranquilla e poi si alza e se ne va. Cioè non è un oggetto perché oggetti dentro non se ne vedono, è una nuvola, ma non lo so se intelligente, ma comunque qualche forza l'ha portata perché il video è sorprendente, io prima l'ho guardato e ho detto boh e che gli è sta cosa mo? Quindi davvero non lo so, non lo so ragazzi, quindi io lascio il link sempre sotto nei commenti perché sapete che il copyright non lo posso fare perché violo le norme di YouTube, però lo posso postare nei commenti. Quindi è successo, fammi vedere perché qua stai in russo, quindi fammi vedere, a Newman, Virginia, in America, sempre là succedono le cose strane al finale. Quindi queste ragazze stavano camminando per fatti loro quando hanno visto vicino a fianco a loro questa nuvola camminare come una persona, che ne so. Però immagina una nuvola piccolina che galleggia vicino a te e cammina pari pari con te. Poi si scoccia forse, che ne so, e se ne va. Quindi davvero un fatto insolito. Le ragazze si sono messe paura, però l'hanno filmato, quindi ci sta un po' di video, quindi la prova c'è.
non è stata nessun, non si vede che non è. No, 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 c'è il video, avvocatella, no, no, non ho fumato nulla, ci sta il video, io lo sto solo raccontando adesso, ma io adesso vallo a vedere nei commenti e ti metto il video originale proprio, quindi è il russo, però non è importante la lingua qua è l'importante vedere, diciamo, il video, quindi va a vedere sta nuvola pazzesca, non lo so che animale è, non so definirlo, però è molto ben, il video si vede che è ben amatoriale, quindi non ci sta nulla di strano, quindi adesso ve lo metto nei commenti e poi andate a vedere e poi lasciatemi il vostro parere, quindi nessuno si è avvicinato a sta nuvola, nessuno l'ha voluto toccare, quindi alla fine tutti volevano cercare di toccarla, la tocco, però poi nessuno l'ha fatto, quindi solo da lontano sono fuggite e si sono allontanate e quindi hanno visto questa. No, 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 stava per i fatti suoi, non ha aggredito nessuno, no, no. E in effetti sono scappate le ragazze della paura, giustamente dice una nuvola che cammina a 20-30 cm dal suolo, che gira intorno alle auto come se fosse intelligente, poi si scoccia e si alza e se ne va in aria e scompare. Che boh. Davvero, mo mi metto il video ragazzi, poi commentatelo voi. Quindi il video dura 43 secondi al finale, no, più o meno 43 secondi, quindi vedete la nuvola, pazzesco, chi scappa di qua, chi scappa di là, però fortunatamente un spezzettino di video l'hanno fatto anche perché le persone sono scappate, però un video c'è. Ultimamente succede, no, a me no, invece. Devo dire la verità, questa team fibra qui va benissimo. È proprio, ciao Ale, è proprio difficile che a me va via la linea. Proprio a volte capita quando c'è maltempo oppure c'è un disservizio, però se no va abbastanza bene. Vabbè ragazzi, vi lascio il link sotto ai commenti perché è un video e quindi vi faccio vedere come diciamo questa nuvola diciamo è intelligente, quindi diciamo un po' strana, ma alla fine è così. Quindi la nuvola sembra essere di natura intelligente, può darsi che sia una cosa aliena, ragazzi, io non lo so. Può darsi pure che noi la vediamo per che ne so, tipo una cosa a nuvola, però a finale è una cosa aliena, non lo so, non so spiegare perché può darsi pure che sia un'altra forma aliena. Sì, 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 lo so, lo so. Quindi diciamo che o è una forma aliena oppure diciamo non lo so ragazzi, una spiegazione a video lo dovete vedere perché al finale è davvero strano, diciamo così, perché questa è la parola più azzeccata, quindi un saluto a tutti ragazzi e guardate diciamo il video che metterò diciamo dopo. Sì, 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 lo metto subito, il tempo di elaborare il video. Ma non la pensate, bloccala, non pensate a nessuno.